lo stesso, morto con tanto di epigrafe 5 anni fa. E per cosa ti parli ora? Parlo perché sono un'ombra moderna. Ma guarda meglio tuo, va! Ogni volta così gioco. Colomba, cosa sei che ti sei capitato? Che ti vedo tutta quanta scaturia. Ti tremi come una foglia. Beppi, ho visto l'anima del paronnane. Ma va, se mai, non ti devi ancora crepare, cammina. Per sfortuna tua? No. Ho sempre detto, chi nasce disgraziato, muore disgraziato, che c'è niente da fare. Non basta che mi sia capitana mujer, brutta come ha fame e imbriaca dalla mattina alla sera. Anche via quasi la guarda, infame va. Proprio ti parli, che devi intesi sempre pieni. Il giochino, tutte le sere, rosso come un papavero. Finisci a sa. Senti, fa una bella roba invece. Vai in chiesa un po' che se sabo a confessare da padre Giuseppino che conosce il tuo debole e sta fuori più che ti vuol, così mi sta più un'ora di te sono, visto che quando che ti chiede chi non si sera maiotto non si sera. Vai a casa. Mi vago su. Va. Anche perché sei l'unico che mi capisce. Va bene, che Dio ti vada bene, va, che Dio ti vada bene. Mi vago! Dai, ma ora tua, va! Questa sera abbiamo fatto una commedia qua al Parco del Sole del quartiere Ovest. Allora, abbiamo rappresentato L'ombra dei Vin, che è un testo di uno scrittore di Chioggia. È un testo ambientato nel Settecento, che in realtà è una storia non storia, perché è una farsa, come dire. Viene fuori un po' dalla commedia dell'arte, infatti i personaggi sono molto caricati e narra un po' delle vicende di questa protagonista che si chiama Colomba, che a un certo punto vede il fantasma del marito di una vicina di casa che gli chiede appunto dei soldi, e questa visualizzazione praticamente la costringe ad andare in manicomio. Comunque non lo so qua per imbriagarne, ma per dite caro Beppi che se la libera un po' sui campagnetti Paco Colomba. Eh sì, e il posto già sta il libro da un'amata che deve essere su Mujer de Dante. Ma dai, Dante, il poeta, quello che ha scritto la commedia che tutti conosciamo. Ah, so chi caseo con studiante a bimba Dio sa che a strada se un gappa arriva il batteo, dai, fa un piansercia per questa che pesa de manco, Sì, dai. Andiamo perché è tardi, ah. Sì, Andiamo, cara, andiamo. Baby! Cosa che sei adesso? Quando che ti resterà a casa da solo, Sì. ricordati di cambiare del miglio e della varghia che va al canarino. Oh, Se che avevo capito, sì, vanno su dai, vecchio, andiamo avanti, se no non arriviamo altro. Colomba, cosa ti fa qua? Ma che domande te mi fa, dottor Marinetti? Mi puoi immaginarsi un percorso chi mi da porta qua? O che cosa diremi? No, mi pare impossibile che ti sia ancora male, Silvia. Bravisa. Una bella ombretta. E ora, dottor Marinetti, se siamo contenti da Colomba, come si comporta? Neanche una santa padre, perché vieni qua, perché vedo, mica cercare in tutti i modi di fargli dire a Colomba che l'ombra che dice di vedere sull'ombra di me. Ma niente, c'ho con Salve! E a me ha detto di aver visto qua dentro al campagnetti l'anima del paronnane. A quanto pare che ora comanda proprio un bellosso da rosegare. Insomma, non deve preoccuparsi, padre, perché de ossi così che ne corre rosegaia che ne peso, sì, perché che ne va curate più ostinate e più maniache, solo che vedo. Se è difficile cavarghe via da testa di Colomba l'ombra che ha di vedere, perché sei così convinta, ma convinta a tal punto che insomma ha finito per mettermi un pugno in testa anche a me. Ma guarda, cosa mi tocca sentire? Ma guarda cosa mi tocca sentire? Ma anche io, dottor Marinetti. Ma non può fare queste robe qua, non si può, dottor Marinetti. Meno male che ho trovato una persona che mi dà ragione, ecco. Ma Colomba, io ti ho sempre detto che era la tua salvezza, ma tu non mi hai mai voluto credere. Ma come si può credere a un'ombra che ancora già vedi e domani non ti vedi più? Colomba, hai sempre fatto una maledetta confusione tra l'ombra che vedi e l'ombra che bevi! Sta storia, fammi contare a
qualcun altro perché non faccio nessuna confusione. A chi vuoi dare da bere, Colomba? Mani su, perché ne avevo dopo averla ben guardata. Lei continua a vedere quest'ombra, sostiene che quest'ombra esiste davvero, nessuno le crede, fino a quando anche il direttore del manicomio dove lei è ricoverata si rende conto che l'ombra in realtà esiste. In realtà il manicomio è un po' tutto il mondo, diciamo che i manicomi non sono solo all'interno di 4 muri che si chiamano manicomi, ma in realtà le persone strane, le persone originali sono anche di fuori, come dire. E, quindi un po' anche un'allegoria, diciamo, a una situazione normale. Le stranezze fanno sempre parte della vita. Professor! Professor! Sì, metà mia responsabilità denominarla professor. Madre, ma con tutto rispetto, madre, mi senta qua un attimo. Ma Ea vuol fare una roba così perché c'è che è strano. No. No. Ma io che vuol tutta, sì. E adesso diciamo a tutti quanti che festeggiamo la sua nomina e a partenza di Acqueon. Sì. Bene, che penso mia di? Ecco qua come ho sconto sotto il letto. Ecco qua. Credemi a me, qua nessuno è matto, anche perché manicomio c'è scritto per fuori e non per dentro. Ecco qua. Le bottiglie di vino. Guarda, e me bottiglie! Cosa seguite voi? Te faccio in mente che anche a me so di razza amata. E se adesso te ciapo, te faccio nuova, te faccio Questa è una compagnia che è nata per creare questo testo ed è stato anche arricchito di moltissimi modi di dire veneziani, perché era nato in Ciosotto, però in realtà, visto che lo portavamo soprattutto in piazze del Veneto, che non era Chioggia, diciamo, ma qua del Veneziano, del Verona, queste zone qui, abbiamo cercato di trasformare, anche di mettere dentro delle vecchie parole, sì, adesso non lo so, Bero Marso, i barboni novei che sono dei pesci, i soasi, di mettere delle cose, cuccetta soda, per dire il letto, per dire di usare delle terminologie veneziane che ormai sono scomparse, appunto essendo ambientate nel Settecento la farsa. Ed è stato anche interessante anche per noi, perlomeno per me, che nemmeno io conoscevo queste parole, anche di scoprirle. Allora, come personaggi ci sono appunto la Colomba, la protagonista, il marito della Colomba, il signor Bepi, e poi padre Giuseppin, che è praticamente il padre del paese, il prete del paese. Poi c'è il dottor Marinetti, che è lo specialista responsabile dei matti, diciamo, del manicomio dei Campaniletti. Poi c'è la Mafalda, che è la moglie, diciamo, la vedova dell'ombra de Vin, che è praticamente quest'ombra che si materializza, che ogni tanto appare a Colomba. E poi c'è il fantasma, che è l'ombra de Vin. E questi sono i personaggi, sono pochi personaggi, ma tutti molto caricati. Se vi siete divertiti, bene, noi siamo felici. Se non vi siete divertiti, un merito ce lo abbiamo sicuramente. Quello di avervi tolto per una sera da quel quadro luminoso chiamato televisione.